Buonasera ai titoli di Sicilia 24. Sbarchi senza sosta a Lampedusa, più di 30.000 gli arrivi sull'isola da giugno ad oggi, l'ultimo naufragio nel racconto dei 4 sopravvissuti ancora sotto shock. E arriva anche un nuovo messaggio del Papa. Resta alta la tensione dopo l'attacco di Ryanair al presidente Schifani e la dura replica del governatore. Intanto l'Europa vuole spiegazioni da Roma sul decreto contro il caro voli. L'ex Primula Rossa Matteo Messina Denaro è in condizioni stabili dopo l'intervento all'ospedale dell'Aquila. Il sottosegretario alla giustizia Del Mastro dice no alla revoca del 41 bis. A Palermo vasche di amianto abbandonate, spazzatura nelle vie dello shopping. Ci vorranno mesi per la bonifica, nel frattempo cresce il rischio per la salute. Il comune di Belpasso dichiara guerra a chi abbandona rifiuti. Avviata la sanificazione delle discariche abusive che deturpano i sentieri del parco dell'Etna. Successo per Francesco Gabbani alla Villa Bellini di Catania, il suo Ci vuole un fiore tour ispirato alla difesa dell'ambiente. Calcio, preso Marsura, il Catania è pronto a chiudere anche l'ingaggio del difensore centrale Marcos Curado, l'ex Perugia è pronto a vestire il rosso-azzurro. Buonasera, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano l'emergenza migranti, perché a Lampedusa proseguono gli sbarchi senza sosta. Sono alti i numeri di chi purtroppo non riesce ad arrivare. 41 sono i morti dell'ultimo naufragio, con solo 4 superstiti che hanno raccontato quei momenti di terrore. Su questa tragedia arriva anche un nuovo messaggio del Papa. Sentiamo Simona Mazzone. Da giugno ai primi di agosto sono oltre 40.000 gli sbarchi a Lampedusa, 23.639 solo a luglio. E purtroppo sono alti anche i numeri dei morti, 1.800 negli ultimi 8 mesi, 160 in questi 4 giorni. Dalla notte scorsa sono stati circa 30 gli approdi sull'isola, dove sono giunte oltre 1.200 persone. Molte di loro però non sono mai arrivate a raggiungere il sogno della terraferma. Uomini, donne, bambini, come quelli a bordo della barca affondata prima di giungere sulla costa. 41 morti e solo 4 sopravvissuti, originari di Costa d'Avorio e Guinea, riusciti a salvarsi perché nella barca alla deriva a cui si sono aggrappati hanno trovato, come loro stessi hanno raccontato ai soccorritori, 4 bottiglie d'acqua e mezza scatola di biscotti. Il loro barchino con 45 persone, fra cui 3 bambini, si è capovolto ed è affondato a causa di una violenta onda dopo circa 6 ore dalla partenza da Sfax. Tutti i migranti sono finiti in mare, ci siamo aggrappati a quello che abbiamo trovato, hanno testimoniato i sopravvissuti ancora sotto shock per avere perso i compagni. Li abbiamo visti annegare, travolti da un'onda. Intanto i migranti soccorsi e salvati dal mare vengono condotti nell'hotspot di Lampedusa, curati, rifocillati e poi trasferiti. Non siamo al collasso nella struttura, puntualizza la questura di Agrigento, visto che ogni giorno vengono spostate da lì circa 1.000 persone per altre che ne arrivano. E la Croce Rossa dal 1 giugno gestisce l'hotspot di Contrada Imbriacola, fornendo opera di prima assistenza e cura anche psicologica, come ha dichiarato a Buongiorno Sicilia Ignazio Schintu, direttore delle operazioni emergenze e soccorsi. Stanno bene, insomma, dal punto di vista psicologico sicuramente hanno avuto un trauma che ci vorranno 2 giorni prima che in qualche modo venga recuperato. L'Italia in queste operazioni è sempre più sola, l'Europa dovrebbe fare di più. Il vero problema è che l'Europa qualcosa sta facendo, ma è proprio in minima parte. L'Italia non può essere lasciata sola in questa emergenza. Sui recenti fatti a Lampedusa è intervenuto il Papa, che in un tweet ha scritto: ho appreso con dolore la notizia di un nuovo naufragio di migranti nel Mediterraneo. Non rimaniamo indifferenti davanti a queste tragedie e preghiamo per le vittime e i loro familiari. Voltiamo pagina, ci occupiamo di caro voli perché scontro aperto tra il presidente della regione Schifani e il numero 1 di Ryanair Wilson sulle tariffe dei biglietti per i siciliani. Il ministro Urso disponibile a rivedere il decreto che calmiera i prezzi. Sentiamo Lorena Dolci.
Cita Harry Potter e il regime sovietico, gli algoritmi e il colosso Netflix. L'amministratore di Ryanair, Harry Wilson, da buon irlandese, infarcisce di parolacce la sfuriata contro il decreto che ha messo un tetto al caro voli, e molte sono all'indirizzo di Schifani. Qui è Ryanair che vi parla e non le manda a dire. Volano scintille nel botta e risposta, con il presidente della regione che risponde a tono: tariffe scandalose, spazzatura e vessare i siciliani. Lavoriamo ad un terzo vettore che favorisca la mobilità. Risultato, prime pagine dei giornali, tariffe per ore invariate e il faro della Commissione europea che si accende sulla stretta decisa dal governo per calmierare i prezzi dei voli dalle isole. Nel mezzo, a fare da piacere, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, che si dice disponibile a migliorare il decreto, quasi una retromarcia. Proprio quel decreto che, secondo il numero uno della più importante compagnia low cost, è una norma ridicola e illegale che interferisce con le leggi del libero mercato, una roba populista, insiste, e di stampo sovietico. Altro nodo del contendere, la profilazione degli utenti, elaborata dal famoso algoritmo e messa sotto accusa dal governo. A Ryanair non ci sono algoritmi e la replica, mentre il Ministero cita studi internazionali. La Commissione europea sembra ammonire l'Italia quando dice che la libera fissazione di prezzi è la migliore garanzia. Lezione numero uno del corso di economia, a cui si rifà anche l'imprenditore della compagnia aerea, che prevede che il decreto avrà l'effetto contrario. Se interferisce e restringi i prezzi, spiega, le aziende se ne vanno da un'altra parte. È irlandese, ma vale come mezza parola. Dai verbali dell'interrogatorio il racconto della latitanza. Ci sono altri particolari sulla vita del boss Matteo Messina Denaro, dai covi ai fiancheggiatori. Natale Bruno. 20 kg in 7 mesi, tanti ne ha perso Matteo Messina Denaro, affetto da un tumore al colon con metastasi al fegato, 2 giorni fa operato per un'occlusione intestinale e successivamente ricoverato secondo prassi sanitaria e rianimazione. Per questa ragione i suoi legali chiedono la scarcerazione. Difficile al momento stabilire se il detenuto al 41 bis verrà poi trasferito nella cella ospedaliera dell'ospedale dell'Aquila oppure riportato direttamente in carcere di massima sicurezza di Preturo, che dista 7 chilometri dall'ospedale. Matteo Messina Denaro nega di avere mai ordinato delitti e racconta la sua versione sull'appoggio alla latitanza ricevuto dal geometra Andrea Bonafede, che gli prestò la propria identità consentendogli di sfuggire alle ricerche per anni, di sicuro negli ultimi 2 quelli della scoperta e della lotta al tumore. In cambio Bonafede ha avuto qualcosa, chiede il capo della DDA palermitana. No Andrea, no, non c'è questa mentalità. Matteo Messina Denaro parla a lungo con i magistrati della sua malattia, scoperta i primi giorni di novembre del 2020 dopo un'occlusione intestinale e la successiva colonoscopia. Ammette: quando scoprii che avevo questo tumore e quindi mi restava poco, mi sono messo a pensare e ho seguito un proverbio ebraico che dice: se vuoi nascondere un albero, piantalo nella foresta. Allora cosa penso? Ora che ho la malattia e non posso più stare fuori, devo ritornare qua nel mio ambiente perché mi gestivo meglio. Non posso fare alla Provenzano dentro la casupola di campagna con ricotta e cicorie. Da quel momento mi sono messo a fare l'uomo libero. Sono i momenti in cui Matteo Messina Denaro decide di abbandonare la caverna. Ai magistrati Spavaldo dice: voi mi avete preso per la malattia, senza la malattia non mi prendevate. Il boss ergastolano, latitante da 30 anni, offre il suo volto migliore. Io non faccio parte di niente, io sono me stesso, risponde. Ma devo essere un criminale, mi definisco un criminale onesto. Questo è un ossimoro, lei sa cosa significa naturalmente, obietta De Lucia. E il capomafia, rivendicando la sua istruzione e la familiarità con i libri, dice: sì, l'ossimoro, la gelida fiamma. Facevamo sempre questo esempio a scuola. Le condizioni cliniche di Matteo Messina Denaro, alla luce del trattamento sanitario in atto, non costituiscono presupposto per la revoca del regime di detenzione speciale del cosiddetto carcere duro. A sostenerlo il sottosegretario della Giustizia Andrea Del Mastro della Vedove. Semmai l'esclusione di atteggiamenti collaborativi, di sfida verso lo Stato e la rivendicazione orgogliosa del mancato pentimento sono indici, dice Del Mastro, dell'attuale pericolosità sociale. Andiamo adesso a Palermo, cisterne, vasche, pezzi di tettoia, non solo cumuli di immondizia a Palermo ma anche nelle strade della città e allarme per i rifiuti di amianto. Marco Gullà.
Siamo nel salotto della città di Palermo, via Mariano Stabile, via dello shopping, ma al contempo anche zona molto frequentata da turisti. Eppure queste due vasche di cemento amianto sono abbandonate sul marciapiede da oltre 2 mesi e lo rimarranno almeno fino a settembre, quando nella migliore delle ipotesi il servizio di rimozione del Comune di Palermo verrà rifinanziato e ricomincerà a togliere dalla strada i rifiuti pericolosi abbandonati dai palermitani. Ma situazioni simili a Palermo se ne contano diverse, come a Ballarò, allo Zenna, a Ciaculli, a Sferracavallo, con residenti esasperati che continuano a sommergere di mail, telefonate la RAP, la partecipata, che si occupa della gestione dei rifiuti a Palermo, e il settore ambiente di Palazzo delle Aquile per far togliere pezzi di tettoia, cisterne per l'acqua, fioriere, canne fumarie lasciate all'intemperie in condizioni di estrema pericolosità. Smaltire l'amianto ha però un costo decisamente elevato, fino a 40 centesimi per ogni chilogrammo di materiale da eliminare in maniera sicura. Per una cisterna d'acqua ci vorrebbero circa 300 euro, soldi che impresari edili o che proprietari di casa non vogliono spendere, che quindi spesso e volentieri abbandonano per strada. Ma in città l'emergenza rifiuti continua, soprattutto le periferie sono invase ancora da rifiuti di ogni genere. Intanto i livelli di diossina nell'aria a Palermo sono tornati nella norma. I dati sono stati diffusi nel vertice convocato dal sindaco Roberto Lagalla. L'allarme dunque è rientrato dopo il rogo del 25 luglio che ha interessato la quarta vasca di Bellolampo, con un'enorme colonna di fumo nero che si è sollevata dalla discarica per diverse ore. Nonostante i valori siano rientrati nei limiti di legge, lo stesso Lagalla ad annunciare la proroga dell'ordinanza sul divieto di consumare generi alimentari come carne e latticini prodotti in un raggio di 4 km proprio dalla discarica alle porte di Palermo. Ci occupiamo di tutela ambientale perché a Belpasso il sindaco Caputo, contro gli incivili che deturpano il parco dell'Etna e il territorio comunale, potenzia i controlli e avvia le operazioni di bonifica delle discariche a cielo aperto. Emanuela Corsi. Sono vere e proprie discariche a cielo aperto che deturpano la bellezza delle nostre città e dei nostri luoghi e che spesso si trasformano in vere e proprie bombe ecologiche. Una delle aree maggiormente colpite è quella del Parco dell'Etna, che ricade su diversi comuni del Catanese. Più volte abbiamo documentato con le nostre telecamere i cumuli di rifiuti riversati in mezzo al verde o nei sentieri di montagna dove gli incivili si sbarazzano di mobili, sanitari, elettrodomestici in maniera veloce e furbesca, risparmiando così su tempi e costi per il corretto smaltimento. Nel comune di Belpasso il sindaco Carlo Caputo, già presidente del Parco dell'Etna, ha intrapreso una vera e propria battaglia contro gli incivili e ha avviato operazioni di bonifica su tutto il territorio, comunale e non. Abbiamo iniziato il recupero di microdiscariche, il ripristino dei luoghi sia nelle periferie del paese sia lungo le strade provinciali. Poi abbiamo fatto un recupero di microdiscariche anche nella nostra zona industriale, che è presa sempre di mira dagli zozzoni, e l'altro ieri abbiamo iniziato con il recupero di microdiscariche sul Parco dell'Etna. Il primo cittadino, come presidente del parco, aveva più volte denunciato lo stato in cui versavano alcune zone invase dai rifiuti in un'area che da 10 anni è patrimonio dell'UNESCO. Buona parte dei territori che sono sul Parco dell'Etna è competenza dei comuni, quindi è un dovere fare questo lavoro, perché si produce un danno di immagine, un danno economico e un danno ambientale. Un'operazione potenziata anche da controlli capillari e telecamere di videosorveglianza. I carabinieri del NAS hanno sequestrato a Catania, nel punto di ristoro di uno stabilimento balneare, 90 litri di olio d'oliva condizionato all'interno di contenitori privi di etichetta e rancidi e oltre a 5 kg di carni avicole in cattivo stato di conservazione, congelate abusivamente. Disposta la chiusura di un esercizio di somministrazione di un deposito alimenti. Le attività ispettive condotte su tutto il territorio nazionale hanno interessato più di 800 strutture, di cui 257 risultate irregolari. Parte il progetto Smart Park con i primi 50 dei 240 nuovi parcometri intelligenti dedicati alle soste sulle strisce blu a Catania e gestiti dall'azienda Metropolitana Trasporti. Tra le novità la possibilità di pagare con bancomat poggiando la carta al display. Basterà inserire la targa del veicolo, scegliere tra le tariffe previste in base alle zone, la tariffa base minima di 40 centesimi per 27 minuti, la mezza giornata o l'intera giornata o la tariffa notturna, così come già
preventivato dal Consiglio Comunale. È possibile comunque utilizzare ancora le monete per il pagamento. Breve pausa e poi gli spettacoli. Francesco Gabbani porta un fiore alla Villa Bellini di Catania, una grossa margherita per sensibilizzare il pubblico alle tematiche dell'ambiente. Ieri sera il concerto con una scaletta ricca di successi e la riproposizione di cover di grandi autori. Emanuela Corsi. Per fare un tavolo ci vuole il legno. Francesco Gabbani sbarca in Sicilia con il Ci vuole un fiore tour. Sul palco della Villa Bellini di Catania appare una grossa margherita. L'obiettivo dell'artista toscano è quello di sensibilizzare il pubblico attraverso la musica e le parole sulle tematiche legate all'ambiente e al futuro del nostro pianeta. Per fare il monte ci vuole la terra, per far la terra ci vuole. Un ricco repertorio tra cover di artisti come Endrigo, Battisti e De André e successi del cantautore. Tra questi Occidentali Scarma, che ha fatto cantare e ballare il pubblico della Villa Bellini. Lo show è prima di tutto un concerto di musica pop, ha detto Gabbani. Sarà un susseguirsi delle canzoni che hanno formato il mio percorso artistico fino ad oggi, affiancate da alcune chicche, che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il rapporto con l'ambiente e che descrivono la bellezza della natura e del nostro pianeta. Francesco Gabbani proseguirà il tour in Sicilia con altre 2 tappe, a Noto e a Marsala. Il concerto del sassofonista Francesco Cafiso al Parco Forza ha inaugurato il mese di eventi culturali in occasione della riapertura del sito archeologico di Ispica nel Ragusano. Laura Curella. Una passeggiata al tramonto tra bellezze naturalistiche, reperti archeologici e musica d'autore. Riapre così Parco Forza, dopo i lavori di restauro seguiti dalla Soprintendenza di Ragusa e finanziati dalla Regione con oltre 2 milioni di euro. È stata sicuramente migliorata la fruizione del parco e abbiamo avuto la possibilità di scavare il Palazzo Marchionale, nel quale abbiamo trovato nuovi ambienti, abbiamo chiarito alcuni dubbi del passato rispetto alle ricerche archeologiche svolte fino al 2008 e soprattutto la grande novità è quella che abbiamo trovato una grandissima cucina del palazzo collegata agli ambienti di rappresentanza. La sfida adesso è quella della valorizzazione del sito a 2 passi dal centro di Ispica, attraverso iniziative di ampio respiro culturale in grado di richiamare turisti e visitatori tutto l'anno. Si chiude una fase e se ne apre un'altra, quello della valorizzazione. E l'obiettivo nostro come parco è quello di destagionalizzare i flussi turistici e fare in modo che il nostro patrimonio possa essere fruito di tutti i mesi dell'anno. La magia del sassofonista Francesco Cafiso ha dato il là al mese di eventi che abiteranno gli scorci suggestivi del parco tra concerti, arte, fitness e archeologia. E ci fermiamo, una breve pausa e poi lo sport. Eccoci al calcio, sono fiero per questo traguardo raggiunto, ringrazio il Palermo e il City Football Group per la fiducia che vogliono continuare a ripagare in campo. Lo ha detto l'attaccante del Palermo Edoardo Soleri dopo aver prolungato il contratto che lo lega al club rosanero fino al 2026. E poi parliamo ancora invece del Catania, dopo Marsura è in procinto di chiudere anche per il difensore centrale Marcos Curado, ex Perugia. Intanto ieri test match contro il Calatabbiano vinto 9-1 dai rossazzurri. Marco Carli. Dal nuovo attaccante esterno al prossimo difensore centrale, il Catania ha ufficializzato il nome di Davide Marsura, l'esterno d'attacco che va a rafforzare il reparto in attesa della prima punta. Marsura, 29enne, arriva in rossazzurro da svincolato dopo aver chiuso il suo rapporto con l'Ascoli. 13 presenze, 3 gol in B la scorsa stagione, attaccante che ama partire largo per poi accentrarsi, molto abile nel dribbling. Il nuovo acquisto vanta in totale 165 presenze, 21 gol nella serie cadetta e 72 partite, 18 gol in C. Per me questa è una grande opportunità che non
ci ho pensato 2 volte prima di accettare questa sfida. Ho voluto legarmi a un progetto così importante per crescere con questa società. Ma c'è di più, arriva anche il nome di uno dei 2 difensori centrali pronto ad arricchire il reparto arretrato. Si tratta di Marco Scurado, classe 95, argentino, ex Perugia. Proprio qualche giorno fa aveva rescisso il contratto che lo legava alla società biancorossa fino al 30 giugno 2024. Un biennale pronto per lui. In Italia ha giocato con Perugia, appunto, Genoa, Crotone, Frosinone e Avellino. 98 presenze in Serie B e le giovanili trascorse con gli argentini dell'Arsenal. L'idea è chiara, avere giocatori che siano pronti all'uso e che abbiano chance di accompagnare il Catania anche in una categoria superiore. Intanto nel secondo test congiunto, questa volta con il Calatabiano, impegnato nel prossimo campionato di promozione, il Catania ha vinto 9-1. Fra i protagonisti l'australiano Popovic e il serbo Bocic. Su quest'ultimo si punta molto, autore di una doppietta come Sarao e De Luca. L'altra rete è stata di Palermo. Abbonamenti infine, dopo la definizione della capienza del Massimino si lavora per predisporre tutto con la società che gestirà la vendita delle tessere. La campagna scatterà probabilmente subito dopo Ferragosto con il diritto di prelazione per i vecchi abbonati. Ancora a mercato, ma stavolta andiamo a Messina. Dopo il difensore Pacciardi, il club giallorosso ha ufficializzato oggi l'acquisto del centrocampista trentenne Marco Firenze, che ha firmato un contratto annuale. L'attaccante Vincenzo Plescia ha rifiutato la destinazione giallorossa. Bene, era questa l'ultima notizia per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per l'ascolto e buona serata. Quando